Il calcio è fantastico finché, per fortuna, c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Parliamo di rugby in apertura del nostro notiziario sportivo. Ultimo match del 2023 in arrivo per i Leoni. Tra Natale e l'anno nuovo lo United Rugby Championship viene monopolizzato dai derby. Domani sabato 30 dicembre alle ore 14.30 i Leoni saranno impegnati presso le mura amiche dello stadio Monigo di Treviso per il Round 9, il secondo dei due derby contro le Zebre Parma. Entrambe le formazioni italiane fanno parte dello stesso Shield italo-scozzese. I giocatori di tutte e due le franchigie vogliono prevalere sui diretti concorrenti, anche per mettersi in mostra in ottica nazionale. I Leoni, trascorsi 8 turni di campionato, hanno 27 punti e occupano in solitaria il terzo posto in graduatoria, forti dei 6 successi accumulati, oltre a un pari e una sconfitta. I parmensi sono tredicesimi con 12 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 6 passi falsi. Parliamo ora di basket. Sempre domani, sabato 30 dicembre alle ore 20.30, la NutriBullet Treviso Basket è attesa dall'ultima sfida del 2023 contro l'Estra Pistoia alla Palaverde, valida per la penultima giornata del girone d'andata. Dopo aver trovato la quarta vittoria consecutiva a Casale Monferrato contro Tortona, Capitan Zanelli e compagni vogliono chiudere nel migliore dei modi l'anno solare davanti al proprio pubblico e proseguire nella risalita in classifica. Di fronte a una Pistoia che è forte dei primi due marcatori della Serie A, Charlie Moore e Peyton Willis, si trova al 10° posto in classifica con 6 vittorie e 7 sconfitte, ancora in corsa per la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia. Parliamo ora di futsal. La Camera Treviso Calcio a 5 torna a giocare davanti al pubblico amico del Pala Cicogna domani alle 18.30 in occasione della 14ª giornata di Serie A Futsal. L'avversario di turno è il Napoli Futsal, che proprio con i bianco-blu condivide momentaneamente la quinta posizione in classifica a 21 punti. La squadra partenopea è finora imbattuta fuori casa grazie ai 2 pareggi e alle 5 vittorie sulle 7 gare esterne finora giocate e in cui ha raccolto la maggior parte dei punti conquistati. Dopo il pareggio amaro nel derby veneto contro l'Olimpia Verona, Mister Roscia e i suoi ragazzi vogliono tornare a esultare davanti al pubblico amico. Non ci sono squalificati da ambo le parti. In casacame rimangono da valutare le condizioni di Japa Vieira e Belsito, entrambi reduci da un infortunio e il cui utilizzo verrà deciso solo qualche ora prima della gara. Parliamo ora di atletica. Un anno di corsa come sempre e anzi un po' di più. Il 2023 dell'ASD Corri Treviso va in archivio con numeri da record. Quasi 13.000 atleti hanno partecipato ai 4 eventi organizzati dalla società del presidente Enrico Caldato nell'arco della stagione che va a concludersi e che ha visto aumentare i partecipanti del 20% rispetto all'anno precedente. E gli appuntamenti del 2024 sono già definiti. Treviso è in rosa il 5 maggio con l'obiettivo di portare l'evento sempre più vicino ai fantastici numeri che avevano caratterizzato le ultime edizioni prima della pandemia. La Corri Treviso il 7 giugno, come sempre di venerdì sera. Poi a fine estate il Treviso Urban Trail e a dicembre la Treviso Xmas Run. Per la Corri Treviso si prepara quindi un'altra stagione tutto running. E chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.